Allora, guardiamo un attimo la slide relativa alle differenze di genere negli importi delle pensioni. Sì. Quindi vediamo la parte in azzurro che parla degli uomini, quella in rosa delle donne, adesso ce la metteranno anche in onda dalla regia, e va per territori provinciali e vediamo nettamente una differenza di non poco conto. Siamo quasi alla metà. Cioè delle pensioni, cioè quindi se uno non ha la reversibilità perché è morto il marito o cosa, se sono in coppia comunque pesa anche sulla dinamica della coppia, perché una cosa è una coppia che porta a casa una pensione, ipotizziamo Venezia, medio mensile 1.380 euro lordi però, volte 2 fa 2.600-2.700, una cosa invece soltanto arrivare sì e no a 2.000 scarsi, per cui anche sul partner maschio grava il fatto che la moglie abbia una... E comunque perché qui c'è un discorso di intermittenza rispetto alla progressione della carriera delle donne. Comunque un uomo ha una media totale regionale di 1.298 euro lordi, sempre lordi, la donna 682. Sì, qua dobbiamo veramente fare riferimento alla generazione dei pensionati di adesso, no? Quindi delle donne che hanno formato famiglia nell'immediato dopoguerra, no? E naturalmente il lavoro allora era per gli uomini, il boom economico eccetera, quindi la pensione dei maschi di 1.298 corrisponde grosso modo alla pensione di un operaio, no? Un operaio semplice, e quella invece delle donne corrisponde o perché hanno lavorato solo 20 anni, quindi la pensione minima, no? E quindi hanno la pensione minima, oppure perché sono appunto vedove e hanno la pensione di reversibilità, che grosso modo è il 60% di quello che percepiva il coniuge, perché sappiamo che ci sono più donne, infatti, un numero maggiore di donne con pensione di reversibilità rispetto agli uomini. Popolazione anziana in Veneto, vediamo di che numeri stiamo parlando, c'è un'altra slide, gli over 65 nel 2019 erano 1.122.000 e rispetto al 2009 per esempio che erano 960.000, le donne 220, cioè le donne invece sono comunque le donne 632.000. Giusto? Quindi abbiamo dei numeri anche qui per capire la popolazione anziana, anche la percentuale di donne. In totale sono sempre più donne. Sempre più le donne, esatto. Certo, ma qua ti dà il quadro dell'accrescimento della popolazione anziana, no? Sempre più anziani che vivono più a lungo, e quindi c'è questa crescita esponenziale importante. E poi gli over 80 soli sono anche qui numeri importanti, perché gli over 80 sono 211.147 nel 2019, adesso penso che siano sui 300.000, 347.000 nel 2019, adesso insomma, però di cui donne 221.000. Certo. Quindi più si va avanti con l'età, più aumenta il numero delle donne. E la maggior, comunque di questi over 80 soli sono quasi tutti, quasi 3/4, perché insomma su 340 211 quasi tutti vivono da soli. Vedovi o vedove, insomma, vedove per la maggior parte. Slide appunto. successiva che un po' riassume quelli concetti che venivamo a dare del gap salariale, che è rilevante effettivamente, perché l'analisi è dell'Eurostat che tiene conto del numero di ore lavorate sulla retribuzione mensile lorda, e in Italia la differenza in busta paga fra uomo e donna è del 23,7% rispetto all'Europa che, come dicevamo prima, è del 29,6%, quindi c'è un dato di fatto che, come dicevate anche voi, c'è proprio un'analisi ben precisa, ma questa non si basa soltanto sul discorso di persone che hanno una certa età, perché se andiamo all'altra slide che ci avete preparato, il gap salariale è già al momento della laurea con il primo lavoro, e quindi eccolo qua, vediamo quella successiva che ci fa vedere che uno stipendio a un anno dalla laurea triennale, le ragazze giovani guadagnano 17,3% in meno rispetto ai ragazzi, non sono né sposate né con figli né niente, perché quell'età non ne hanno. E a 5 anni dalla laurea triennale le ragazze guadagnano di 13,9% in meno rispetto ai ragazzi.
caspita, non è poco, cioè no. 1.287 euro rispetto agli uomini 1.494, ti cambia presupposti. Sì, perché si privilegiano i percorsi anche di carriera relativamente agli uomini e non alle donne. Sì, ma anche così giovani. Se c'è da fare un progetto particolare si affidano di più ai maschi. Si affida. È quello che dicevo, no? Che le ragazze si trovano quindi a vivere questo impatto brusco quando entrano nel mondo del lavoro a fronte di risultati scolastici e universitari magari molto di più gran brillanti, lunga superiori. Allora siamo proprio in chiusura, c'è qualcosa nella zona del Veneziano che state organizzando, un Pride velocissimo? Allora, noi distribuiremo dei volantini naturalmente in luoghi aperti, certo, ecco, sui consultori, cioè quindi pensiamo che sia importante rilanciare il ruolo del consultorio proprio nell'ottica di una tutela collettiva e individuale della salute. Invecchiare bene in salute. Il tema è quello della salute e della tutela della famiglia. Insomma. Nelle altre province invece le iniziative che avevano organizzato le faranno, si spera di farle insomma in aprile, quando sarà possibile, fine marzo, appena possibile. I due temi sono importanti e anche il manifesto della FERPA ce lo dice: Donne Europa, proprio le donne pensionate in rapporto all'Europa, sia lo si farà nel bellunese e sia nel veronese. Speriamo che appunto questa emergenza finisca più presto e che si ritorni alle condizioni normali. Abbiamo tutti bisogno. Insomma. Assolutamente, grazie di essere stati qui con noi, grazie a voi di averci seguito, di aver mandato i messaggi, immagino che non li abbiamo mandati tutti in onda, mi scuso anche questa volta, comunque vi faremo rispondere. E un'altra cosa, invece dovete prendere appuntamento se dovete farvi controllare la pensione, appuntamento, quindi telefonare presso le sedi, non andare direttamente per fare i vari controlli, se i conti non tornano, se ci sono delle ingiustizie che pensate di aver subito eccetera, perché gli sportelli sono aperti ma previa prenotazione, per cui con degli orari. Quindi mi raccomando. Se posso solo aggiungere, proprio in questa emergenza cerchiamo di essere tutti più solidali. Certo. Con i nostri vicini, con le persone più anziane, diamo uno sguardo in più a chi pensiamo sia solo e sia in difficoltà. Perfetto, grazie mille, buon proseguimento, noi ci vediamo presto.